Sento quanto vorresti essere amato. Da un cuore aperto e non da scalpello e martello. Ma con chi sta parlando questo? Con muro? Erika Eiffel ha provato dei sentimenti per il muro nel 1985. Ti amo e rimarrò al tuo fianco. Ma che sta fatto capo e muro? La sua passione era così forte che nel 2008 si è trasferita dagli Stati Uniti per stargli più vicino. Gesù Gesù, che se ne aiuterà l'America fino a Germania per pure Berlino. E tanto vale di stivare a casa tua. Chi lo mo Trump fa che lo muro per il Messico lungo da ricreava. A Erika il muro non piace solamente. Lei lo ama. Amante rottosta. Ho sentito che il muro di Berlino era un oggetto che aveva bisogno di amore. E sentito che il muro di Berlino era un oggetto che aveva bisogno d'amore. Io oggi ho sentito che in due quartieri mi sta un bravo psichiatra, si chiama dottor Murolo, magari ti può dare una mano. Ma come fa un oggettofilo ad avere un rapporto intimo con un oggetto che è costantemente sotto gli occhi di tutti? Come fa? Vare tu c'è spugli, sa calucazzone e fa finta che da piscià. La soluzione di Erika è ritenere una serie di modellini dell'immagine del suo amante. E a cosa mette sti modelline? Erika si porta a letto perfino il suo modellino preferito. No, e che te ne mi sei cosce? A tanto coniglio. Quando sono con questo modellino è come se fossi realmente con lui. Ma tu un vizio su cose in un metro. Tu ti fai male. È una pratica comune per gli oggettofili, persone che amano oggetti pubblici famosi. E meno male che non amava la Torre Eiffel. Sai che tu loro con modellino. Per quanto riguarda il sesso con il suo amato, Erika preferisce non scendere nei dettagli. No, ma infatti, a finire che ci fai avuto lo stomaco. È facile che la gente inizi a immaginarsi cose strane, come funziona tra un muro e una donna. Ma funziona. E quello che è intimo per noi potrebbe non esserlo per molti esseri umani. Quando sei arrivato fino a Germania, non ti bastava l'Italia.